Pronti? 1, 2, 3. Questa volta valido il segnale con Václav Lux che si porta a condurre, ma presto è attaccato da Van Helsing Font che ottiene in breve strada. Terza posizione per Tresor ZS, mentre più indietro i penalizzati, cappeggiati da Vasti di Poggio. Tanto va via di buona lena il leader, 15-2 i primi 200, Van Helsing Font in vantaggio, prende una decina di metri di margine nei confronti di Václav Lux e Tresor ZS, il quarto iniziale in 30-1 per Van Helsing Font che continua a guidare con una quindicina di metri di margine sui rivali, mentre all'esterno cerca di farsi gradualmente luce Zarevic Blessed che dopo 600 metri in 46,3 arriva a ridosso di Václav Lux, mentre è sempre Van Helsing Font a fare l'andatura. Zarevic Blessed gradualmente arriva a ridosso dei primi, intanto gli 800 in 1-1-9. Si attacca la curva che porterà al completamento del chilometro. Conduce Van Helsing Font, seconda posizione per Václav Lux davanti a Tresor ZS, Zarevic Blessed, percorsi esterni, chilometro iniziale in 1.17,7, si mantiene nettamente in testa intanto Van Helsing Font, Zarevic Blessed sempre all'esterno di Václav Lux, mentre in coda c'è Victor Trio, 3/4 di miglio completati, siamo a metà gara, con leader sempre Van Helsing Font. Zarevic Blessed si limita a rimanere a lato di Václav Lux e Van Helsing Font si appresta così a percorrere un altro parziale abbastanza svelto, 14,6. Siamo sulla retta per il secondo passaggio davanti alle tribune. Al largo c'è anche Annie Pan che ha anticipato Victor Trio. Intanto un altro parziale in 14,4 per Van Helsing Font che sempre al comando all'attacco della penultima piegata. Zarevic Blessed si impegna ora per cercare di superare Václav Lux. Siamo a 600 dalla conclusione con Van Helsing Font per il momento inavvicinato. Zarevic Blessed prova ad impegnarsi a fondo ora sulla retta delle scuderie quando siamo a 500 dalla conclusione, avvicina il leader, paletto dei 400 metri finali superato con la frazione in 14,3, ma Zarevic si avvicina ugualmente. Zarevic va all'attacco di Van Helsing Font, lo appariglia completamente a 250 dal traguardo, i due in lotta al completamento della curva, ingresso addirittura d'arrivo. Zarevic Blessed insiste su Van Helsing Font, si avvantaggia a 100 dalla conclusione. Van Helsing non si dà ancora per vinto, ma Zarevic è passato ai 50 finali. Zarevic Blessed in grado di vincere agevolmente. Secondo posto per Van Helsing Font, al terzo chiude Vasti di Poggio, 1,15,7, preso naturalmente dallo start sui 2460 metri, 29 di terzultimo quarto, 29 di penultimo quarto, 29,7 a chiudere. Van Helsing Font le ha provate tutte, ma Zarevic Blessed oggi era decisamente nella sua versione migliore. Intero percorso scoperto all'esterno per Roberto Vecchione, Holger Ehlert al training. Vincono questa prima corsa, la corsa maratona sui 2460 metri dell'Arcoveggio. Secondo posto per un ottimo Van Helsing Font, chiude al terzo Vasti di Poggio.